Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo del Cavaliere Azzurro, ma prima di fare questo, di parlare dei vari Cavalieri Azzurri, chiaramente, o del Principe Azzurro, no? Chiaramente il vostro Maledetto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegard, al canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi social e anche in Telegram. I link sono sotto qui in descrizione. Vi ricordo che abbiamo il sito capitano.intervista.org dove hanno scaricato più di 150.000 ebook gratuiti, in cui di questi 20 ebook che si possono scaricare, 4 sono di chirologia e della lettura della mano, sono tutti gratuiti. In più nel sito capitano.altervista.org abbiamo anche una sezione shop dove si possono acquistare servizi importanti, chiaramente di Integra Maledetto Veneziano. Bene, parliamo un po' di questi principi azzurri, di questi cavalieri azzurri. Allora, la prima cosa che dobbiamo sapere è che chiaramente l'aspettativa di vita delle persone si è allungata. Diciamo 60 anni fa una persona già a 65 anni era, insomma, non dico cotta o bollita, ma insomma aveva già vissuto, aveva già, magari arrivava senza denti, senza occhiali, con parecchie patologie che magari non si conoscevano ancora. E poi chiaramente adesso noi ci troviamo in una fascia di aspettative di vita molto importante e quindi chiaramente se magari col baby boom, sto parlando soprattutto per quelli del baby boom, chiaramente, eh, eravamo un po' stereotipati, no? Nel senso che a 20 anni, perché i nostri genitori a 20 anni si erano già sposati e a 40 anni quasi diventavano già nonni, no? Così perché chiaramente era tutto più complesso. Oggigiorno noi abbiamo un'aspettativa importante e cosa succede? Succede spesso che verso i 40-50 anni qualcuno si guarda allo specchio e dice non è la mia anima gemella, il principe azzurro che pensavo di aver incontrato a 20 anni. E allora cerca delle, come si suol dire, non delle scappatoie, non di lanciarsi col paracadute, non di, insomma, avete capito, ma cerca qualcosa, no? Che sia il principe azzurro, no? Può capitare anche che magari precedentemente era il principe azzurro, cioè l'anima gemella, ma l'ha lasciato e si rimangia un pochettino le unghie e le dita, oppure casomai c'è l'inversione, praticamente ha sposato quello che i genitori dicono è un buon partito, è un avvocato, un dottore, un farmacista, insomma le solite tiritere degli anni 70-80 e perché uno pensava di mettersi i piedi al caldo e poi si rende conto che la cosa diventa difficile perché insomma quando non è la propria anima gemella la cosa diventa pesante. Poi alcuni dicono, vabbè, questa vita me la gioco così, arrivo agli 80-90 anni, mi tappo il naso, prendo un po' di psicofarmaci, non dormo la notte, però almeno ho un tetto sopra la testa. Poi invece ci sono quegli altri che dicono, no, io non voglio tornare giù di nuovo a fare questa menata e prendo i miei 4 stracci e cerco l'anima gemella che la Keter ha in serbo per me. Allora, ci sono due strade, no? Quelli che decidono in un certo senso di tagliare e quelli per vari motivi. Poi si prendono tutte le scuse di questo mondo, ci sono i figli, ci sono i nipotini, ci sono di qua, ci sono di là, insomma, tutto va sempre bene per giustificare il fatto che si è magari eletto o in casa con un sacco di patate che non si riesce neanche a guardare. Vedete, la mia esperienza, mi ricordo molti committenti che quando sapevano che il marito o la coniuge andava in pensione, andavano in depressione, cioè proprio non riuscivano a sopportare il fatto di avere quello che magari qualche anno prima lo vedevano come un'anima gemella, lo vedevano solo come l'anima gemella perché era fuori di casa 8-9 ore al giorno. Quando poi mi dicevano fra 4-5 mesi va in pensione, ce l'avrò in giro per la casa tutto il santo giorno, non so cosa fare. E a quel punto lì la vita diventa dura e in salita perché a un certo punto uno c'è davanti allo specchio e davanti e a fianco
Il principe azzurro farlocco. Allora, chiaro che quando uno ha sempre voluto, capite, mangiare la stessa mangiatoia perché si mangiava bene, mentre gli altri avevano fatto delle decisioni coraggiose, poi è chiaro che il karma arriva, bussa e ti dice: guarda che questa vita magari arrivo a 80 anni con questo sacco di patate, ma la prossima vita, oggi questa vita l'hai fatta bella, sana, poche volte al dottore, la prossima vita paradiso Brissago. Quindi a tutte quelle persone che sono, tra virgolette, indecise, no? Mi ha detto Veneziano ha messo dei circuiti radionici proprio per tagliare questi legami perniciosi, per trovare anche, tra virgolette, l'anima gemella. Si possono anche fare dei riti propiziatori per dare il coraggio, la forza, anche la forza economica. Per il semplice fatto che il principe azzurro, quello che poi è l'anima gemella, esiste veramente, però ci sono troppe persone che purtroppo pensano domani cambierà, domani finirà, domani magari non è così. Siete voi che quando prendete coscienza che questa persona non è la vostra anima gemella, dovete attivarvi per trovare una soluzione solida, una soluzione efficace perché vi dia la possibilità di cercare l'anima gemella, sempre che capiate che cos'è l'anima gemella, cioè la vostra parte maschile o femminile che poi essa sia, per potervi completare e raggiungere questo cammino con la Keter. Se no, arriverete come questi miei committenti che a un certo punto arrivavano all'età pensionabile del marito o della moglie e davanti a me facevano di quelle, insomma, di quelle storie, signore, che le capisco benissimo, no? Però purtroppo dicevano ormai a una certa età non posso più mettermi in gioco, cosa che non è affatto vero, perché l'amore dell'anima gemella non ha età, no? Però purtroppo queste situazioni capitano con le persone che non hanno uno scheletro vibrazionale abbastanza forte da capire l'importanza di cercare la propria anima gemella e preferiscono più il conto in banca o il Mercedes o il Ferrari sotto in garage. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi invita, andate nel sito capitano.intervista.org, i link sono sotto qui in descrizione, per trovare dei circuiti che vi aiutano a liberarvi da certi abiti mentali che vi hanno chiuso o limitato o messo dei cancelli intorno a voi. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.